Allora, adesso arriviamo a papà. Mm, Fotografia, mi mandate la foto, ecco qua. ecco qua. E qui c'è molto da dire. Questo è proprio un capitolo a parte, Questo è, tosto. sì, sì, questo è il campo di concentramento, non di sterminio, è il campo di concentramento e di smistamento di Luckenwalde, che è 60 km sotto Berlino e che è il campo di concentramento dove il mio babbo arrivò nel 1943 e fu liberato nel 1945 dagli alleati. 2 anni lì 2 dentro. anni, sì. Lui fu preso che era militare In Grecia. quel maledettissimo 8 settembre del 43 e poi fu liberato nel 45 ad aprile, sempre, intorno al 20. Vedi questo sì? aprile? Sì, solo che poi arrivò il 15 agosto a Lucca perché con mezzi di fortuna, anzitutto gli americani appena liberati gli davano un po' da mangiare. Però loro no, se mangiavano, gli davano un po' di cioccolata perché rimettevano tutto Perché subito, non non erano c'erano più più abituati. abituati. Erano intorno a 40 kg mio papà, quindi ti puoi immaginare, insomma, non era altissimo, 40 kg e niente. Quindi gli davano da mangiare piano piano, un pochino, e le sigarette soprattutto, perché diciamo, era proprio gli americani davano le sigarette e quelli riuscivano a fumarle. Poi quando fu liberato nel 1945, gli americani prima li ricostituirono un po' perché non ce l'avrebbero fatta a far nulla. Poi tramite un camion che portava la frutta e poi tramite un camion bestiame arrivarono fino a Verona e poi da Verona a Lucca lo fecero a piedi, E lui arrivò, 400 chilometri. e tutte le persone che lo conoscevano sono tornati in 2 perché c'era anche il suo amico, non era da solo. sì, no, E poi quello è arrivò stato- tua mamma piangendo e Sì, tutti gli altri sì. e gli lasciarono da soli. Sì, c'era tutto il paese intorno che lo aspettava perché si era sparsa la voce, Alfio e Veglio sono tornati, no? E quindi ti puoi immaginare, non avevano notizie da 2 anni, perché le lettere non arrivavano, i pacchi dove col cibo venivano dati ai cani in campo di concentramento. Quindi, insomma, ti puoi immaginare per un paesino, una borgata come quella lì, no? Era una festa assoluta, poi arrivò mia mamma e la sensibilità contadina, andarono tutti via per lasciarli soli. E questo lo trovo bellissimo. Guarda, sto come te, Paolo, Mi ha molto colpito nel libro perché tu dici 2 anni in campo di concentramento, però papà ti ha sempre detto non abbiamo mai perso la dignità, Sì, sì. che è la cosa più bella, Sì. ti posso dire? Sì. Non hanno mai perso la dignità. La mattina loro si alzavano alle 6, un freddo bestia, perché c'era la stufa ma gli aguzzini bastardi delle SS non la attivavano mai pur avendo legna a sfare, perché in Germania di legna, la foresta nera, cioè. Freddo, andavano al lavandino, rompevano il ghiaccio, si lavavano tutte le mattine, si facevano la barba, perché molti si abbandonavano, diventavano pazzi, no? Si facevano la barba perché dice, ora dimostro a questi bastardi aguzzini che loro mi hanno tolto la libertà, ma io curo il mio corpo, e anche Alfio l'altro, io curo il mio corpo, mi faccio vedere con la schiena dritta, di fronte a mi ammazzeranno, perché naturalmente tutti pensavano, prima o poi andiamo a finire la camera a gas, no? Perché era quello, era di smistamento quel campo Certo, lì. Infatti certo. tutti gli ebrei presenti andarono a finire nei campi di sterminio e quindi nelle camere a Papà ti gas. parlava di questo? Degli ebrei? Sì, Sempre. di quello che aveva vissuto, cioè ne Sì, parlava volentieri oppure... Sì, con grande difficoltà. Successe una notte che lui guardava, era un amante della box.
E succedeva che gli incontri di box, se lo ricorderanno, quelli insomma oltre i 50 anni, venivano dati la notte perché non c'era, no? Il fuso orario. Differita. E una notte mi fermai con lui a vedere questo incontro di box e prima dell'incontro di box, per caso, ci fu un documentario della RAI sui campi di sterminio. E la prima volta che l'ho visto piangere, e allora mi feci forza, ero ragazzino, e gli dissi: babbo, perché non mi racconti qualcosa? Perché... E lui lì ti ha E raccontato. allora mi ha cominciato piano piano a raccontare. Però, secondo me, faceva una fatica bestiale. Io penso che chi è stato lì dentro sarebbe come andare all'inferno e poi raccontarlo.